Pubblicato un paio di mesi fa, è oggi quasi impossibile trovarne una copia. Con il Matera nel cuore, il libro del giornalista Stefano Mele che racconta 23 anni di calcio a Matera dal 1964 al 1987, quando il presidente Franco Salerno, Don Ciccio per tutti, rese glorioso il club biancazzurro. La città dei Sassi vide la Serie B, in organico atleti di spessore che decisero di accettare la sfida e squadre blasonate in via Sicilia per un'annata unica e, è il caso di dirlo, irripetibile. Erano grandi uomini quegli atleti, dice Mele tra le righe della sua prima pubblicazione, ed era un grande uomo Franco Salerno, presidente carismatico e dal cuore d'oro. Ieri, nel corso della presentazione ufficiale del suo testo, il giornalista materano che ha scritto di quel calcio senza telefonini, casereccio e fragrante come il buon pane della città dei Sassi, ha coinvolto le vecchie glorie di quello che era il Football Club Matera. Con in testa il vincente allenatore Franco Di Benedetto c'erano gli ex atleti Angelo e Pino Angelino, Antonio e Vincenzo Antezza, Luciano Aprile, Antonio Bruno, Aldo Busilacchi, Marcello Chiricallo, Roberto Cifarelli, Franco Danza, Gino De Canio, Pinuccio Galati, Dino Generoso, Diego Giannattasio, Ninni Imborgia, Angelo Lisanti, Mario Morello, Giovanni Paulicelli, Pierino Quinto, Aldo Raimondi, Donato Tataranni e Gino Vecchi, i dirigenti Andrea e Michele Salerno ed il giardiniere Vincenzo Sacco. Una serata che ha regalato grandi emozioni, parlando degli anni d'oro del calcio materano, quello spumeggiante che ancora oggi ricordano in tutto lo stivale. Non un grosso imprenditore a sostenerlo, ma un uomo guidato da una grande passione, Franco Salerno, raccontato con il suo Matera in 285 pagine, prefazione a cura di Michele Uva, ad oggi direttore generale di Coni Servizi, 37 capitoli in cui si narrano storie, vicende e aneddoti ed una seconda parte, i campionati, che contiene una descrizione analitica delle 23 stagioni disputate dalla prima categoria alla Serie C2 1986-87, passando chiaramente dalla Serie B. Infine, una breve statistica delle presenze e reti dei calciatori nel periodo illustrato, il tutto condito da tante immagini di volti ed episodi cari alla tifoseria biancazzurra. Con Mario Morello qualche mese fa ci siamo trovati a Parma e c'era questa voglia, questa idea di ritrovarci tutti, ma di organizzarlo tra di noi, per noi, di trovare una giornata da passare insieme. Quindi il libro è stata ed è l'occasione per stare insieme, per passare qualche ora insieme, per mangiare insieme come facevamo ormai troppi anni fa. E anche per ricordare tra di noi quella che è la figura del presidente. Franco Salerno, una persona genuina, una persona geniale. Lui aveva le sue 3 persone fidate con cui parlava, che gli suggerivano qualche nominativo, e la sua grande capacità era di leggere nelle parole di queste persone la verità o la bugia.